Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio qui a Radio International Alessio Martinello, presidente del Motoclub di Rosolina Mare. Ciao Alessio. Ciao a tutti. Eccolo. Allora Alessio, tu vieni direttamente dalla spiaggia. Sì. Dalla spiaggia, o meglio il quartier generale dei Bagni del Moro di Rosolina Mare, Sì. dove in questi giorni siete in preparazione, diciamo, di quello che sono le 2 tappe del Super Mare Cross, che sono gli internazionali d'Italia della Federazione Motociclistica Italiana, che sono previsti il 14 e il 15 prossimo di febbraio. Ci facciamo San Valentino. Giusto, è vero, proprio il 14 febbraio, un amore, insomma. Sembra un proposito, no? Veramente. 14 perché c'è San Valentino. 2 tappe di quello che è un circuito itinerante, no? Di tappe itinerante. Purtroppo le prime 2 sono saltate perché a causa del ciclone Harry, proprio nella zona della Sicilia, perché erano previste a Taormina. Infatti sono saltate, giusto? Infatti sabato, domenica questa c'era prima e seconda tappa. Ci dispiace perché va anche a interrompere un po' quel che è il campionato. Era formato di 6 prove, in automatico diventano 4, sono un po' più come si può dire, un po' più combattute adesso, perché su 6 ne puoi sbagliare anche una, su 4 diventa molto selettivo. Decisamente, però è una fatalità perché il ciclone Harry ha scelto di venire in questo periodo nella zona, insomma, siciliana e creando danni quindi alla popolazione e anche alle spiagge. E al di là della corsa sospesa e via, è che ha fatto dei danni veramente notevoli. Ma torniamo a Rosolina Mare. Il Motoclub appunto ogni anno si attiva da 8 anni nell'organizzare gli internazionali d'Italia e ogni anno la pista cambia, è sempre tecnica, sempre impegnativa e ogni anno c'è una novità. L'anno scorso c'erano i cancelletti, quest'anno ci sono le griglie di partenza. Spieghi un attimo ai nostri radioascoltatori questa chicca. Allora, se partiamo dal disegno della pista, che è lo stesso, però ogni anno, in base a dove vediamo noi di andare a ritoccare, nell'anno successivo andiamo a perfezionare. Quest'anno ci sembra abbastanza perfetta, detta dai piloti. Perfezionare intendiamo dire una curva un po' più ampia, un salto aggiunto, un salto lungo, la careggiata, chiamiamola così, più larga, che adesso quest'anno è 8 metri, mi dicevi, no? Sì. Circa, quindi è favorevole per i sorpassi a differenza delle altre piste, no? Sì, infatti io personalmente sto molto attento anche quando corrono per vedere se i sorpassi sono sorpassi che creano dei problemi o meno. Quest'anno veramente mi sembra che sia, anche le curve hanno doppia traiettoria, non è monotraiettoria, che c'è la possibilità anche nelle curve di poter sorpassare. Certo, dopo proprio... abbiamo accentuato un po' dei salti, messi qualcuno in più proprio per creare che venga ancora più tecnica, più impegnativa, no? Più impegnativa, più tecnica e più allenante, si dice così, no? Sì, esatto, per le ruote artigliate, no? Perché artigliate. Chi fa motocross sulla sabbia, insomma, c'è questo tecnicismo, no? Da federazione, che sono le ruote, appassionati delle ruote artigliate. Perché i piloti scelgono di venire sulla sabbia? Perché è allenante per la stagione agonistica, corretto? Esatto, poi basta vedere. Oggi abbiamo avuto la Ducati che è venuto a fare dei test proprio sul nostro tracciato, perché ha un po' di tutto, no? Cioè lì trova la prova delle sospensioni, trova l'accelerazione, c'è un po' di tutto dentro quel tracciato lì. Sì, infatti l'anno scorso mi ricordo, perché ero lì in sede insieme a te, e uno dei piloti aveva il meccanismo che misurava la velocità. E nel tragitto, nel tratto, anzi quello più veloce, quello più rettilineo senza i salti, diciamo, aveva toccato gli 82 km/h questo pilota, mi ricordo, la punta, la punta. Invece quest'anno l'abbiamo un po' rallentata, però rallentandola abbiamo velocizzato più sulle curve, sicché è diventata più scorrevole stesso tempo. Sì, abbiamo diminuito la velocità, però è diventata ancora più tecnica. Certo, uno deve imparare a fare bene le curve. No, ma io sono sempre che interrogo i piloti, quelli più bravi, per capire se c'è ancora qualcosa da perfezionare o seppure siamo sulla strada giusta. Però anche domenica scorsa è venuto
sono venuti 2 piloti della Fanti che fanno l'MX1 al mondiale, e veramente anche con loro sono stato soddisfatto, ma non è che gli ho detto mi devi dire che è bella. Beh, no, se no che mi devi dire se c'è qualcosa da mettere a posto, non dirmi che è a posto. Sì, mi devi dire come migliorarla, perché noi dopo stiamo attenti a queste cose e cerchiamo di migliorarle. Torniamo ai miglioramenti. L'anno scorso hai realizzato, dico proprio perché tu di fatto li hai idealizzati, poi li hai realizzati, cioè i cancelletti di partenza, sì. No? E poi faremo vedere nelle immagini. Quest'anno una cosa che entra per la prima volta nel Super Mario Cross e che solitamente sono a regolamento per i mondiali, parliamo, ovvero le griglie di partenza. Ci spieghi un attimo? Allora, la griglia di partenza al Super Mario Cross non è prevista, però io personalmente volevo portare un'altra chicca: i cancelletti di partenza che vengono usati solo al mondiale e nel prestigio italiano, non in altre gare. Certo. E dico, ma perché al Super Mario Cross no? E così ho fatto le griglie di partenza, proprio le ho costruite, il supporto, ti ho detto anche quando abbiamo parlato assieme, il supporto dell'Alba Inox, che mi ha dato una buona mano. Sì, per il materiale, esatto, per il trattamento di questi materiali, insomma, di leghe. Anche perché insomma ci sono dei costi abbastanza consistenti. Comunque le abbiamo fatte, adesso sono lì, le abbiamo anche testate con la ruspadina della Befana e mi sembra insomma che lavorino bene. Insomma, a cosa servono? Servono nel momento della partenza, il pilota in sella della sua moto è sopra questa griglia, cioè allora, di materiale. Spiega. Nella partenza tradizionale si metteva una trave dietro a 3 metri dal cancello, no? Per la partenza. Però cosa succede? Che tutti tendono ad andare indietro, addirittura sopra il trave, perché hanno una partenza più veloce, e te puoi andare lì e dirgli avanti, al tempo che gira la testa a lei che si sportano indietro. Invece la griglia di partenza ha una misura che ci sta giusta la moto sopra, non possono andare indietro perché vanno sulla sabbia e non avrebbero più l'attrito, sono costretti a rimanere nello spazio della griglia, e sicché da lì partono tutti uguali. È una sorta di pedana, no? Sorta di pedana. Sopra c'è la moto con il pilota e nel momento in cui il cancelletto si abbassa, loro partono. È come un treno quando lo metti sul binario, no? Non è che lo devi spostare di qua o di là. No, chiaro. È lì uguale, sei costretto a partire da lì, perché se te vai più indietro vai sulla sabbia, no? Certo, chiaramente ci allora metti di più. Stai su, ma la distanza sarà questione di qualche centimetro, ma è per tutti, è uguale per tutti. Certo, chiaramente cambia la posizione in base ai tempi, no? Perché si scelgono loro quando poi sono le manche. In tutte le piste c'è sempre un punto più avvantaggiato, o la curva interna che diventa più veloce o la curva esterna che diventa più veloce. Allora, in base ai tempi io mi scelgo dove ho visto che la partenza è favorita, no? Ma parliamo come curva alla prima curva, non come partenza. La partenza diventa uguale. Sì, perché c'è il rettilineo in quel tratto lì. Dopo, se io ho un miglior tempo, è logico che devo avere dei vantaggi e mi scelgo il cancello. Certo, può essere interno, esterno o al centro. Perché in base, insomma, all'esperienza anche, no? Certe cose le so perché, siccome che in moto ci ho corso anch'io, lo so. Che erano altri anni, però ancora esiste quella regola lì, ecco. Sì, è per dire che le modifiche al circuito, quando parli con gli altri piloti, parlate la stessa lingua, inteso. Perché siete piloti di esperienza, no? In questo senso. Sì, non è che fai le cose così, te le sei inventate di notte. Sì, te le inventi di notte, però c'è un'esperienza dietro. Certo, l'attenzione dei particolari e a migliorarli, questo è il senso. Certo. Però insomma, in quella che è l'organizzazione hai una squadra dietro di volontari, perché che funzione hanno? Quello di stare in pista e sbandierare nel momento in cui un pilota accade, proprio una questione di sicurezza, no? Lì è molto importante anche vengono chiamati commissari di percorso nel termine giusto. Noi li chiamiamo sbandieratori perché ci viene più comodo, no? Certo. Sono commissari tutti gli effetti di percorso, perché hanno fatto anche un corso, hanno un brevetto, cioè sono in regola con tutto. Se succede qualcosa loro hanno tutte le carte in regola per fare quello che fanno, ecco. Certo. E comunque quello lì è una cosa fondamentale. Commissari di percorso ci vogliono anche negli allenamenti.
perché in certe piste non ci sono, però sinceramente il pilota non corre sicuro. Arrivi su un salto, non sai cosa c'è di là. Eh sì, quando arriva l'altro e dopo non può sapere, esatto. Cioè non può vedere dopo il salto se è caduto l'altro pilota, chiaramente. E parlavo anche con Forato, Alberto Forato, proprio visto che abbiamo anche una certa amicizia, e gli ho chiesto un po' secondo lui come siamo organizzati e cosa ne pensa della pista. Una delle cose che ha toccato è stata proprio quella dei commissari di percorso, no? E ha detto che girava tranquillo perché in ogni punto c'era un commissario di percorso. Sì, nei punti strategici della pista. Non è che ne serva uno ogni 2 metri, però sui punti strategici, tipo il salto che di là non vedi o una curva che di là non vedi, esatto, lì è importante. Chiaro. Quindi Alessio, il 14-15 febbraio, il giorno di San Valentino e il giorno dopo, le 2 tappe del Super Mare Cross, che richiama atleti da tutta Italia, perché l'anno scorso ha vinto Matteo Del Cocco, che è pugliese, voglio dire, quindi stiamo parlando del tacco dell'Italia, no? Sì, domenica avevamo dei belgi anche, no? Gente dal Belgio, per dire, austriaci, sloveni, sicché anche oggi c'erano 7-8 persone da fuori Italia, che voglio dire che il termine internazionale ci sta tutto. Sì, e poi arrivano proprio grazie anche al passaparola tra addetti ai lavori, no? Tra i piloti, sanno che vengono veramente ad allenarsi proprio per le caratteristiche della pista, che sono uniche. Certo. Anche per il tipo di spiaggia, mi diceva, tipo di fondo, di sabbia, mi diceva Alex Zanni, che è uno tecnico dei talenti azzurri, che ha insomma alle spalle un palmarès di 15 anni di mondiale, ed è uno di Chioggia, no? Di Chioggia. Che con il quale insomma ti confronti sempre, mi dicevi. No, certi consigli ci scambiamo, perché lui c'è una bella fetta anche lui di esperienza, no? E la sua messa insieme alla mia, cioè provi a capire se tutto quello che fai è giusto, ecco. Certo. Con lui ti puoi confrontare, perché è uno che ne sa. Saranno delle belle competizioni, quindi il 14-15 febbraio, ricordiamo ai nostri radioascoltatori, a Rosolina Mare, Super Mare Cross, 2 tappe per chi ama le ruote artigliate, ma anche gli altri, a vedere sfrecciare le moto sui salti delle sabbie, perché sono anche belli vedere che volano tra un salto e l'altro, no? Specialmente quella mare, ce n'è uno che è fantastico, vedi lo spettacolo. Certo. E quindi, ripeto, diamo appuntamento ai spettatori, perché ci sarà la possibilità di vedere questi piloti da tutta Italia e oltre, perché internazionale appunto preclude anche il fatto che vengono da fuori Italia, e della Federazione Motociclistica Italiana. Quindi ripeto, il 14-15 di febbraio, tutto il giorno praticamente, tutta la giornata del 14 e del 15. Volevo precisare una cosa, visto che siamo qua, vengo a dire che all'interno il pubblico non è vietato l'accesso, però da lungo la battigia e dalla passeggiata a mare uno può sprecciare quanto ne vuole. Sì, anche perché è recintato il percorso, è delimitato, e sicché dentro insomma non viene nessuno, tranne che i meccanici addetti ai lavori, ecco. Certo, per questioni di sicurezza. C'è tutto un protocollo da seguire. Alessio, grazie per essere stato qui a Radio International. In bocca al lupo, insomma, a te e a tutta la squadra di volontari per il 14-15 febbraio le 2 tappe del Super Mare Cross internazionali d'Italia. Grazie a voi che mi avete portati qua e che riusciamo a portare fuori le notizie migliori dei modi. Perché questo 14-15 febbraio, tra l'altro, è un pretesto, un motivo per destagionalizzare quello che è il turismo a Rosolina Mare, che è tipicamente balneare, spiaggia e basta, intendendo per gli amanti del bagni che si fanno solamente d'estate. Sembra di capire insomma che stiamo cambiando un po' mentalità, ecco, che fa piacere che vengano fatte queste cose. E si crea un indotto, un'economia locale che fa bene a tutti, soprattutto al territorio, e fa conoscere una località balneare che non ha nulla da invidiare alle altre, insomma. E a noi fa piacere, perché almeno facciamo qualcosa di buono. Certo. Chiudiamo veramente, vi aspettiamo il 14-15 febbraio al quartier generale dei Bagni del Moro a Rosolina Mare per le 2 tappe del Super Mare Cross. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao Alessio. Ciao.